Per noi è fondamentale che si trovi un partner industriale e fino ad ora le soluzioni che abbiamo vagliato non sono apparse né diciamo qualificanti né sufficienti. È delusa l'assessore regionale al lavoro per l'esito dell'ultimo incontro avvenuto in sua presenza tra la direzione aziendale della Foral Palzileri con i rappresentanti sindacali dei lavoratori della prestigiosa azienda manifatturiera di Quinto Vicentino. Più precisamente sono stati una serie di incontri avvenuti sul tavolo regionale che hanno portato i vertici aziendali a presentare una proposta che andrebbe ad assorbire in prospettiva 20-30 persone in un comune fuori dalla provincia di Vicenza. Una proposta definita dai sindacati irricevibile, perché molto lontana dalle richieste di salvaguardia occupazionale per gli oltre 100 dipendenti rimasti ancora in Foral e la continuità produttiva dello stabilimento di Quinto. Ci sono ancora 9 mesi davanti a noi di ammortizzatore sociale che vorremmo sfruttare fino in fondo. Nel frattempo alcuni lavoratori si stanno ricollocando, le competenze dei lavoratori di Forel sono competenze molto alte, buone, ed è giusto che chi ha una nuova opportunità possa coglierla. Infatti il sindacato con l'azienda sta monitorando e accompagnando nelle uscite. Però io concordo con le parti sindacali, il rapporto con l'azienda è franco, è buono, ma concordo con le parti sindacali, per noi la richiesta che è stata formulata al fondo Maiula e all'azienda Foral è quella di trovare un partner industriale e di continuare nella ricerca di un partner industriale per l'impianto, per le macchine, per le competenze che sono la storia del manifatturiero vicentino e italiano.